Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovati in un nuovo episodio di A Come Puntini Puntini. L'ospite di oggi è Antonella Sizia. Antonella è una studentessa di editoria e scrittura alla Sapienza di Roma ed è tornata a Cagliari per preparare la tesi magistrale. Antonella ha 26 anni, quindi è del 2000, ma soprattutto è nata sotto il segno dei pesci. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! Come Puntini Puntini, un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Ciao, buongiorno. E buongiorno a te. Un bacio. Ciao. Come stai? Bene, devi metterti questo. Benvenuta qua. Grazie. Aiuto. Ok. Grazie mille. Sono molto contenta. Di che cosa? Non sai nulla? di questa esperienza, proprio perché è una totale sorpresa, no? Totale. Esatto. Vabbè, lo sai che cos'è, non è una sorpresa Yes. come quella che ho fatto a una ventina di ospiti all'inizio. Era completamente al buio. Proprio nemmeno li avvertivi? Non hai capito che cosa è stato. Una cosa complicata, divertentissima. È vero, credo. Ma molto, però per certi versi stancante, perché dovevi organizzare tutto, dovevi fare in modo che salissero in macchina senza immaginarsi nulla. Beh, certo. E qualcuno mi ha fatto morire da ridere. Qualcuno dopo 10 metri: posso scendere? No! No, ma poi è rimasto un'ora con me, è stata bellissima, ma non ha voluto che si mettesse in onda. Ok, vabbè. Perché non lo so. No. Vabbè, sì, certe persone sono molto riservate, magari un po' più complicate, Esatto. Però che ridere. Sì. Che ridere. Non si immagina le facce. Non posso farla vedere a nessuno, poi mi ha vietato di farla vedere a chiunque. Quindi non posso nemmeno Non posso chiederti manco tipo in dirti chi è. segreto, No, niente, fammi vedere nulla. la reaction. No, ce ne sono 6 o 7 che sono andati un po' così. E chi invece è rimasto sorpreso ma è stato pubblicato, quelli li trovo. Tutti eventi, Ok, tutti i primi eventi che vedi pubblicati sono tutti a sorpresa, diciamo. Gli altri dopo, perché poi ho fatto così, ho pensato ne faccio 20 e li pubblico, perché se li pubblichi teoricamente pensi che chi poi inviterai potrebbe sapere di che cosa si tratta e quindi non c'è l'effetto sorpresa. Esatto. E invece un corno, siccome non mi segue nessuno, non è vero, però è talmente di nicchia questo podcast, che anche quelli che poi ho invitato non avevano visto nulla. Quindi era stata una sorpresa anche per loro, che avevano idea di cosa sarebbe stato. Quindi Quindi adesso che avrò il via libera di andare a vedere il format dopo l'intervista, e mi hai detto di non guardare com'è, così Giura, da non essere influenzata. Sì, Quindi visto che avrò il via libera dopo stasera, posso andare a vedermi queste reaction esilaranti. Esatto, va bene. Allora, io ti ho presentato. Top. Ho detto che sei una studentessa in editoria e scrittura alla Sapienza di Roma. Esatto. E che sei tornata a Cagliari per preparare la tesi magistrale. Yes, Okay, esatto. quindi hai finito gli studi, cioè gli esami? Circa. Me ne manca uno che è fittizio e un altro che è vero. Che fittizio? Perché praticamente sono tipo 2 saggi che dovrei caricare. Uno è pronto, l'altro pensavo di averlo pronto. Hai e invece scritto non 2 esiste. saggi? Sì, uno è da scrivere. Okay. E quindi adesso, giro di un paio di giornate, scrivo anche quello, questo esame è dato. E l'altro invece è bello tostino e inconsciamente lo sto rimandando e procrastinando all'infinito, perché è proprio una materia che Cos'è? non me ne vogliono i filosofi, però odio alla follia. Il titolo è Ermeneutica della scrittura.
ermeneutica. Non ho mai capito il significato di ermeneutica. Come lo spieghi? Ma manco io in realtà. Non lo so manco tu. È una cosa che cioè, indica molta chiusura, cioè nel senso Vabbè, ermeneutica, sì. Però io onestamente ancora non ho capito il titolo dell'esame con il materiale dell'esame stesso, perché alla fine dei conti è un esame che ha 2 monografie, quindi da una parte abbiamo Sant'Agostino, Ok. quindi il De Civitate Dei di Sant'Agostino, che è una cosa che io ho studiato al liceo e non ho mai più toccato da allora, e poi l'altro è Machiavelli, che già Machiavelli posso non male. apprezzare di più, l'opera intera, proprio tutta l'opera di E l'hai Machiavelli. dovuta leggere tutta? Dovrei rileggerla ok. tutta. No, in realtà molta dell'opera di Machiavelli l'ho già letta tutta. Ok. Soprattutto vabbè, Il Principe e le commedie, poi quelle le avevo lette già al liceo, e poi quando studiavo lettere qua a Cagliari. Ok. Quindi hai iniziato a Cagliari a studiare lettere? Sì, ho fatto lettere classiche a Cagliari, è E stata la mia prima laurea. E poi Ah, la tua prima, sei già laureata quindi? sì, triennale. Ah, non avevo capito. Yes. Che questa è una specialistica, quindi. Yes, fondamentalmente sì. Quindi prima laurea in lettere classiche a Cagliari perché ho fatto il liceo classico Mm. e in latino e greco ero brava. Brava? Bravina, sì. Wow. E quindi ho detto, vabbè, ma seguiamo il flusso, la corrente e continuiamo con una cosa che so fare. È stata un po' una ripetizione del liceo, devo essere onesta, più complicata, però nulla di veramente nuovo. Io cercavo la novità dall'università. Tipo quale novità? Imparare qualcosa che non ho mai visto in vita mia, qualcosa che non avevo mai conosciuto in vita mia, anche delle materie in cui ero più ferrata e che già, cioè di cui già avevo un'infarinatura in teoria. Detto afferrata. Lo sento spesso. Non sono afferrata in quella maniera, No, infatti. Ferrata. Beh, vai, da una che laurea in lettere classiche. Dio, ne sbaglio, Ma va, non ma siamo figurati. mai tutti perfetti, però sì, non ho trovato quella, come posso dire, quella scintilla di novità che io cerco, perché sono una persona molto molto curiosa, no? Voglio sempre imparare qualcosa di nuovo, e quindi ho detto, anche perché poi le strade dopo che tu fai lettere classiche Sono qua in due? Sardegna soprattutto sono 2. Insegnamento? Sì, o continui O con ricerca. Filologia moderna o continui con filologia classica fondamentalmente, quindi vai a insegnare comunque, cioè tra una cosa e l'altra E vai tu a no? insegnare. Non volevi? E io no, perché non sono una persona molto paziente, Ah, e soprattutto quando ho a sei che vedere curiosa e con... impaziente. Sì, assolutissimamente sì. Effettivamente sono proprio 2 caratteristiche che mi descrivono perfettamente. Poi soprattutto approcciandomi, no, con dei ragazzi che sono nel bel pieno dell'adolescenza, no? Uno entra al liceo che è un bambino e ne esce che è un adulto pronto a votare, no? Hai Pronto a un votare. cambio anche proprio a livello fisico, Quello è l'indice di ormonale. maturità, secondo te è pronto a votare? Dovrebbe essere. Dovrebbe. Io ho fiducia tantissimo Hai? nei giovani. Ok. Quindi sì, secondo me si potrebbe fare di meglio per educarli meglio a votare a 18 anni, però ne hanno le capacità mentali. Io credevo e lo Tu ti penso sentivi tuttora pronta di a essere 18 sì, anni? sì, Ok. sì, io sì No, assolutamente. perdona, ti ho interrotto, quindi non hai pazienza nel gestire quelle fasce di età, Sì, 13, sono- 14, 18? Sono fasce troppo complicate per me, per cui ho un rispetto incredibile No, per è cui giusto, si butta, è giusto. per chi si butta invece in questo mondo che è anche super precario, ma Mamma tutto mia. ciò che è legato poi alle lettere alla fin fine è un mondo precario, però ecco, io non avevo sicuramente la pazienza nel mio carattere per poter Quindi gestire noi una cosa del insegnamento genere. allora la magistrale per trovare una strada nuova? E allora ho Editoria e deciso scrittura. di infilarmi in un'altra industria che ha sempre a che vedere con le lettere, ma è un po' più commerciale, ecco. Quindi o le case editrici o il giornalismo. Ah, avevi già chiaro quale Editoria poteva e essere. scrittura prende entrambe le cose, quindi mi sembrava un'ottima laurea anche per questo, cioè un ottimo corso di laurea anche per questo, perché in teoria ti prepara
ad ambedue le cose. E soprattutto poi Sapienza, no? È un nome che dovrebbe farti curriculum, insomma, tra una cosa, Roma, città meravigliosa, proprio mi chiamava Complicata. tantissimo, complicatissima, però sentivo proprio questa chiamata, Davvero? sì, ad andare là, e infatti non mi ha lasciato delusa. E quindi io ho deciso di partire, ed effettivamente è stata veramente la novità che cercavo. Quindi eri Perché contenta ero rispetto molto alla prima contenta. scelta dei primi Sì. 3 anni? 3 anni? Non mi pento di aver fatto lettere, però effettivamente ho imparato cose completamente nuove, finalmente, completamente nuove, anche molto a livello commerciale, molto a livello sociale, antropologico anche invece, perché si studiano molto, no? Le audiences, quindi il pubblico, che ok. prodotti vuole, come venderglieli, insomma tante di queste cose. A me piaceva veramente tantissimo. E poi mi sono ritrovata come esame obbligatorio, caratterizzante, questo esame di filosofia, che è una delle cose che Quindi è meno l'ultimo sopporto. scoglio questo, quello Sì. che te lo stai portando dietro da... L'ultimo, da 12 crediti, l'esame più tosto della magistrale, io continuo a rimandarlo perché sono terrorizzata. Dicono Dai. che il professore sia carinissimo, sì, che sia proprio uno tranquillone, incredibile, eccetera, eccetera, però io... Ma ce la fai, dai. Sì, no, vabbè, Devi farlo per forza. questo per forza, assolutamente, cioè sarebbe proprio una mancanza di rispetto incredibile Per te. nei miei confronti, Esatto. esatto, mollare all'ultimo con la tesi già avviata, poi eccetera eccetera, però... Beh, cosa ha fatto? Basta, chiudiamo l'argomento, Sì. perché ti stressa, lo sento, non No, deve stressarti, lo ma devi non ha prendere. senso, non ha senso. Cioè, una cosa Fregatene, che... ci sono cose nella vita che adesso tu hai ancora 26 anni, giusto? No? Quindi Uh-huh. sei abbastanza giovane e vedrai di altre cose che non hanno senso. Quindi lascia perdere sul senso delle cose, Sì, fallo e basta. Sì, no, lo devo fare. Come possiamo definirlo? È un ostacolo, lo devi saltare, punto. Sì, no, Però ripeto. torniamo a bomba, editoria e scrittura, quindi Sì. immagino che tu legga, Sì, quando posso. ma che abbia letto tanto in vita tua. Sì, o almeno cioè, ci provo, in realtà. Ci sono 2 ostacoli Anche nella lettura. cioè, per la lettura, sì. E quali sono? Uno è il mio disturbo dell'attenzione, stare C'hai una fissa, ADHD? sì. Wow! Benvenuta nel club! Yeah. Non è che io ce l'abbia, di sicuro l'ho avuto giovane, alla tua età, e leggevo una pagina, 2 pagine, 3 pagine. No, non manco la prima riga, mi ricordo, torna indietro. Una pagina, hai ADHD? Yes. E come te lo gestisci? Con i farmaci, fortunatamente, davvero? sì. No, sono un toccasana, cioè Funzionano? meno male che l'ho scoperto, e meno male che mi hanno dato i farmaci. Quando l'hai scoperto perché, di avere l'ADHD? ho fatto il processo di diagnosi l'anno scorso. Ma dai, quindi è tutto super il liceo, recente. non... è sofferta allora, parecchio. Ti devo dire, non è stato facile, non è stato per nulla facile. Però insomma il ragionamento era, vabbè, tanto prendo bei voti, tanto funziona. Cioè, andavi bene? Andavo bene, sono sempre andata bene a scuola, anche alle elementari, quando le maestre hanno iniziato ad avere qualche dubbio, no? Perché Alle elementari? sì, perché guardavo fisso le luci, guardavo fisso fuori dalla finestra, mi distraevo per ogni cosa, fisso a chiacchierare, eccetera, eccetera. Hanno iniziato ad avere qualche dubbio, però visto che avevo sempre voti E i tuoi altissimi, genitori sempre. non si sono accorti di nulla? No, perché ripeto, andavo benissimo. È una delle cose che frega di più le bambine che hanno la DHD, perché poi di Rispetto solito ai bambini? rispetto ai bambini, perché questa è una cosa che C'è un una pochino ho differenza? scoperto, che Ok. ancora non è tanto studiata, però effettivamente è una realtà. Praticamente nei bambini di solito è molto più alto il componente dell'iperattività. Certo, sì. Quindi è molto più riconoscibile, perché un bambino a scuola non sta fermo nel proprio banco, va in giro per la classe, si Ai miei tempi gli muove. davano il Ritalin, mi sembra si chiamasse Sì, il farmaco, sì. era bello tosto. È quello che, cioè, con cui ho iniziato Davvero, anche tu? originariamente, sì. Adesso ne Pur sto non essendo prendendo- interattiva. Pur non essendo imperativa, perché il mio problema invece è la distrazione, cioè la componente della distrazione, ecco.
E questo è molto più caratteristico nelle bambine, motivo per cui è molto più difficile da diagnosticare, perché non le vedi correre in giro di Sono più solito. brave. Sono più calme, sono più io poi timidissima, cioè Tu timida veramente molto, molto. Quindi insomma, non era riconoscibile. Poi per di più andavo molto bene a scuola, Eccola lì. senza sforzo però, capito? Ma questo anche alle medie? Questo anche alle Al medie, liceo, ma ti devo dire alle medie praticamente non ne facevo scuola perché si picchiavano tutti i giorni, quindi Scusa? si picchiavano tutti i giorni, quindi praticamente picchiavano? lezione, sì. Che scuola hai frequentato? Una scuola Maria Sargis, non mi ricordo nemmeno il nome della Con scuola. tutti cattivi erano. Tutti cattivi no, cattivi, però vabbè. tutti molto distratti, Iperattivi. anche loro. Tutti Anche ADHD, loro. praticamente concentrato là. Esatto, quindi lezione non è che se ne facesse molto. Bello. Ma poi vai al classico, cavolo. E poi al classico là in ho quella avuto... sezione lì che conosciamo. Esatto. Ma lei infatti ha avuto la mia prima batosta perché primo e anche secondo anno andavo malissimo. L'avevo iniziato ad andare malissimo. Però promossa. 4, 5, mi ci è voluto un po' per Ingranare. ricalibrarmi. E poi ho scoperto che anche là me la potevo cavare, però insomma anziché studiare come una persona normale studiavo l'ora prima dell'interrogazione, le notti, non Ma quindi con la dormivo. memoria come sei messa tu? Con la memoria sono messa molto bene. Proprio sai, una memoria fotografica magari riesci Sì, a ricordarti. leggo una pagina e me la ricordo. Cioè Quindi quello che il tuo problema è la concentrazione, non la memorizzazione. Quando uno si dice che ha l'ADHD è un problema. Vabbè, poi ci saranno 1000 sfaccettature, non sono Sì, uno no. specialista. Però il disturbo dell'attenzione significa che non riesci a stare attenta su quel pezzo per tanto tempo. Fondamentalmente sì, cioè una cosa che anche qua è un po' uno stereotipo leggermente sbagliato dell'ADHD è che le persone che ce l'hanno non siano attente. In realtà l'attenzione ce l'hanno ma è dispersa, cioè non riesce a stare su una cosa Solo fissa, su una cosa. ma è sempre sparso ovunque, motivo per cui di solito chi ha l'ADHD è un ottimo guidatore, un ottimo pilota, perché ha riflessi velocissimi proprio perché è attento a tutto ciò che lo circonda. Cavolo. È una cosa, un piccolo fun fact. Quindi sì, per me il problema, finché non mi scattava l'ansia dell'interrogazione che avevo l'ora dopo, era rimanere concentrata su quell'unica cosa e trovavo 1000 scuse per tuttora, nonostante i farmaci eccetera, continuo a trovare 1000 scuse per non mettermi seduta a fare solo quella cosa. Infatti cerco di studiare sempre più cose contemporaneamente perché se mi stanco di una cosa in 20 minuti passo al prossimo argomento, poi faccio una pagina di tesi, poi faccio una pagina di quel saggio, almeno... E c'è qualcosa che invece, non tanto adesso, ma in generale ti ha sempre tenuto alta l'attenzione? Un hobby, una passione, un interesse, un gioco, uno sport, qualsiasi cosa? Dipende dal momento. Non sei costante? Non sono costante, mi interesso sempre di cose nuove. Io appena scopro un argomento che mi interessa, anche solo per i primi 5 minuti, devo conoscere tutto. Profondamente. Assolutissimamente E questa è la tua sì. curiosità. Questa è la mia curiosità, più l'iperfocus, che è sempre un'altra cosa dell'ADHD, esatto. C'è l'iperfocus? Sì, Questo cioè praticamente è la parte opposta di questo spettro. Cioè arriva una cosa che magari dà una scarica di dopamina, perché il cervello è carente di dopamina, e quindi ne diventi praticamente, tra virgolette, drogato. E vuoi stare là alla costante ricerca di ulteriori informazioni che possono darti ulteriore dopamina. Certo. E ne avevo tantissime. C'è stato un periodo quando ero bambina, ragazzina, cioè ti parlo di 10-12 anni, che avevo Just Dance. Just Dance, il gioco per la Wii, quello dove si balla. Ah, Just Dance, sì. Esatto. Sì. Bene, io passavo giornate intere, ore, proprio tutta la giornata a giocare a Just Dance. Non mangiavo, non bevevo, non andavo in bagno, solo per giocare a Just Dance. Ma qualsiasi cosa. Da poco mi sono fissata con una serie TV, si chiama The Dropout. Dropout? Sì, sta su Disney Plus. Ed è la storia vera di questa donna che aveva convinto il mondo intero praticamente
di riuscire a fare delle analisi del sangue con una sola goccia di sangue. Cioè tutta la serie è fondata su questa cosa qua. Un caso reale, lei nel 2017 è stata condannata e adesso è in un caso prigione. reale. Sì, per frode. Frode e tra l'altro, come lo posso spiegare? Cioè il fatto che ha messo in pericolo la vita di tantissime persone perché mandava risultati sbagliati, fatte con sangue anacquato, cioè una roba incredibile. Ma questa è una serie, quindi ha una fine, prima o poi. Sì, la fine No, è nel lei senso che tu, ok, che ti appassioni a una serie, Ah ma sì, no, quella me la sono guardata tutta, Tutta però una- poi mi sono guardata 3 miliardi di articoli su cosa ok. ha fatto, cosa non ha fatto. Quindi conosci perfettamente tutto di questa situazione. Praticamente, me la sono già dimenticata, però praticamente sì, cioè per quella settimana ero ossessionata, dovevo cercare ogni video, ogni intervista, perché poi l'attrice è stata bravissima nel replicarla, quindi dovevo guardare ogni parallelo, ogni cosa per vedere quanto fosse ossessionata. Beh, questa me la dai facile, però me la servi sul piatto d'argento. Mhm. Questa è una caratteristica perfetta per il giornalismo, Beh sì, no? sì. Cioè potresti essere una bravissima giornalista. Legata alla curiosità, sì. Ha questo atteggiamento, l'hai chiamato ossessivo, cioè per arrivare a conoscere tutto in profondità, i minimi dettagli. Puoi anche applicarlo al cinema, Mhm. perché poi adesso mi stai facendo pensare a quanto potresti essere d'aiuto alla preparazione di un personaggio, per esempio. Sì. Immagina l'affiancamento a un attore. Mhm. Cioè, tu potresti essere non so se esiste un ruolo, però lo inventiamo, Sì. segretaria di produzione, oppure una segretaria della regia, un assistente regia Mhm. che segue un attore, lo aiuta a preparare il personaggio. Mhm. Quindi studi tu insieme a lui o al posto suo tutte le caratteristiche del personaggio per aiutare lui a impersonificarlo bene. Yes. Ok. Sì, No. sono abbastanza sicura che ci sia una Magari figura c'è. esistente per questa cosa, però sì, per quello che in termini tecnici viene definito tipo fact-checking, Sì, per quello penso di essere molto forte. Ma ti piacerebbe farlo? Perché quella cosa ti è venuta come passione, cioè come ossessione perché la volevi tu. Diverso quando lo fai È per diverso un lavoro. quando lo fai per lavoro. Allora, io l'ho provato cosa significa fare giornalismo in maniera provato? molto blanda e in maniera molto breve, Ah, perché stavo a Malaga per 5 Per mesi, l'Erasmus? da settembre a gennaio, sì, per l'Erasmus, quello traineeship, e lavoravo per un giornale online. figo. Scrivevo una media di 3 articoli al giorno, articoli piccolini, cioè non Vabbè, non grandi cose. E tantissime volte mi venivano mandate dal mio responsabile fake news, totali fake news, quindi non serviva nemmeno tanto per sgamarle onestamente, però proprio perché io sono una grande curiosona e una grande dubitatrice di tutto quello che ho davanti, mi andavo a cercare informazioni su ogni articolo cioè su ogni spunto che mi mandava, e molte volte ne trovavo anche di false, quindi insomma ho fatto anche questo tipo di esperienza, bello, però non so se è il modo corretto questo di vivere il giornalismo, perché io avevo 3 spunti mandati al giorno, quelli dovevo scrivere, non avevo grande input di scelta su come redigere questo giornale, su cosa scrivere, gli argomenti, eccetera eccetera, dovevo fare soltanto una macchinetta, capito? Ah, ok. Quindi non so se questo è il modo giusto di vivere il giornalismo, penso per moltissime realtà sì, per molte altre no, cioè c'è chi ha più libertà sicuramente, però effettivamente quando si dice che nello scrivere per mestiere si perde tutta l'arte della scrittura, cioè chi lo dice non ha poi tutti i torti, cioè diventava pesante, diventava stancante, si perdeva proprio tutta la passione dello scrivere una cosa fatta bene. Lo facevo. Ok, hai detto, per abbiamo obbligo. parlato di scrittura, Mhm. però scusami, di lettura. Con la scrittura che rapporto hai? Mi piace scrivere quando ne ho l'impulso. Ma non hai mai scritto un saggio, un libro, qualcosa di tuo?
Vabbè, sì, saggi per l'università all'infinito. No, per veramente. te, per te. Per me ogni tanto butto giù, a parte pagine di diario, che quelle circa, però ogni tanto butto giù qualcosina. Non è un progetto iniziato magari? Ce l'avrei. Ce l'avresti? Ce l'avrei, non ne parlo però mai con nessuno, perché cioè, voglio che rimanga molto tipo una cosa mia, lì. Che se succede, succede, se non succede non l'ha mai saputo nessuno. Lasciamolo là. Comunque ci potrebbe essere. C'è una scintilla. Ok, che tipo di letture fai? Cosa ti piace leggere? Cosa mi piace leggere? Ma sai che anche da questo punto di vista spazio molto su ciò che mi prende sul momento. Cioè non spacchi del tipo solo romanzi o solo saggi? Mi piace tantissimo la saggistica, quella antropologica, o quella anche legata agli studi di genere. Okay. Quella mi piace impazzire. Molti li ho letti per conto mio, molti li ho letti legati all'università, ma è sempre stato un piacere incredibile leggere saggi di questo tipo, perché poi io sono veramente una malata di antropologia. Se non avessi fatto editoria e scrittura avrei fatto antropologia alla magistrale. È proprio un desiderio nel cassetto del cervello farlo, che ho. Non te lo vieta nessuno. Lo posso sempre mischiare in qualche modo, in qualche tipo di carriera. E poi mi piacciono tantissimo anche i romanzi, e mi piacciono tantissimo i romanzi fantasy. È una cosa che mi è rimasta quando ero ragazzina. Da piccola leggevo di più di quanto non legga adesso, perché poi veramente iniziata, ma già dal liceo, negli ultimi anni soprattutto del liceo, è diventato impossibile trovare il tempo di pensare al di fuori di quello che dovevo fare, capito? E quindi poi diventa un po' difficile. Ok, facciamo un gioco, sì, un po'. Vabbè, siamo a giugno. Settembre sei laureata, che fai? Settembre sono laureata, che faccio? Mi dedico tipo un mese massimo per provare a cercare lavoro. Solo un mese? Sì. Perché? Perché se entro un mese non trovo niente, vado in Australia a fare i caffè per i minatori. Ma stai scherzando? No, te lo giuro. No, vai a farlo a prescindere, anche se non mettiti nemmeno a cercare lavoro. Sai cosa? Mi piacerebbe, cioè non sono una ossessionata con la carriera, non me ne frega niente di cosa faccio, non faccio nella vita. Per lavorare, per avere un minimo di indipendenza economica. Sì, esatto. Sei ricca di famiglia? No, ok. No, minimamente, anzi, motivo per cui sono molto legata al denaro, onesta. Però ti devo dire, se io domani mi dovessi trovare nella situazione di non sfruttare le mie lauree per il lavoro che faccio, non è una cosa che... Cioè, io la laurea me la sono presa perché la volevo, capito? Non è una cosa che per forza devo sfruttare per il lavoro. Quindi questo è più quello che intendo, no? Sì. Ora, cercare di entrare nel mondo del lavoro in quello che mi compete sarebbe sicuramente l'obiettivo più quale ideale. Sarebbe però, se fosse... Cioè, adesso mi devi dire in che cosa in quale ambito lo cercheresti? Primo mese di cui hai parlato. Riviste di moda. Riviste di moda? Yes. Quindi hai le idee molto chiare. Yes. Ah, ok. Mondo difficilissimo in cui entrare. Un mondo difficilissimo in cui entrare. Però quello è dove tenderei. La rivista di moda ha ancora un senso oggi? La rivista in senso, sì. Ma tu parli di rivista online, non cartacea, più cartacea? C'è chi pubblica pure il cartaceo ancora, che a me è una cosa che non dispiace. Non immaginarti chi, come come riviste di cui sto parlando, più Vanity Fair, più Vogue. Però quelli sono veramente colossi incredibili. C'è invece un larghissimo mondo di riviste indipendenti che postano roba pazzesca, di cui io mi ero fatto una cultura perché volevo farci i tirocini per Erasmus. Cioè? Quando dovevo scegliere un posto dove fare l'Erasmus con il mio tirocinio, io già da là ho provato ad inserirmi nel mondo di queste riviste, no? Della moda. Ma quindi eccetera, c'è eccetera. moda dentro di te?
Sì. Ah, non me l'hai detto, quando parlo di passioni, di hobby, non ne hai parlato. Perché? È una cosa che mi appassiona molto, che cerco di mostrare molto, tipo nella mia apparenza. E nulla, cioè è proprio un mondo che mi affascina tantissimo, Mhm. però ripeto, è difficilissimo da cioè Ok, per però quindi sei una entrarci. lettrice di riviste? Sempre quando posso, Sì, ma sempre dico, quando ti posso. piace Sì, sì, leggere sì. le riviste? È una tua... Informarmi di sfilate, di cosa sta uscendo nella collezione autunno-inverno di Gucci o di Maison Margiela o quindi di... di marchi anche famosi, importanti? Sì, 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 scoprire invece artisti emergenti, Ok. scoprire nuove realtà, subculture che nascono, cioè mi piacciono tantissimo i grandi marchi, però a me quello che fa impazzire sono proprio le sottoculture, i sottogeneri, ciò che nasce proprio dal basso, cioè quello è ciò che affascina tantissimo a me, e di solito se ne occupano appunto queste riviste indipendenti. Tra l'altro di queste riviste indipendenti ce n'è un bordello proprio Cioè, a sono tante. Berlino. Ah, Berlino. Ecco, Berlino. Berlino è un altro posto dove mi ispirava a vederti proprio per le cose che mi stai dicendo. Ci sono stata, Però mi hai vivevo. detto, fermati, Australia, mi hai detto Ah? che vuoi andare in Australia a fare un camp Noi i caffè per i minatori. I caffè per i minatori. Ah, i caffè, ho capito, Sì. il camp. No, no, no. Il caffè, cosa vuol dire caffè. caffè per i minatori? Praticamente ci sono un sacco di persone che tipo vanno in Australia, però per entrarci ovviamente devi lavorare. Di solito o vai nelle farm o vai nelle miniere, ma molti non sanno che tu tipo in queste strutture puoi anche lavorare al servizio dei lavoratori. Ok. Preparando letti, pulendo le zone, preparando tutta la zona della caffetteria, della ristorazione, eccetera, eccetera. Diciamo che poi sono tante cose che io ho già fatto nella mia vita, Cioè? e non ristorazione, Hai caffetteria, fatto? eccetera. Sì, Hai sì, lavorato? sì. Ah, e quando hai lavorato? In che periodo? Allora, ho lavorato l'estate del 2023 all'aeroporto di Elmas, al bar degli arrivi. Poi ho lavorato sempre l'estate del 2024 a Roma in un ristorante, era tipo un posto che faceva business lunch. Ok. Quindi lavoravo là come barista e come cameriera. E poi estate dell'anno scorso ho lavorato come cameriera in un bar sempre a Roma, dove però servivano soltanto drink, quindi facevo cameriera e cassiera più che altro, perché dei drink. Quindi ogni estate hai lavorato? Sì. E quest'estate lavori? Cioè, sto lavoricchiando più o meno con la stessa cosa che sta facendo Miki, però insomma ok. se posso prendermi quest'estate, visto che più o meno ci sono, Devi ecco, per restare ad altro. esatto, per studiare eccetera eccetera, già che sono io indipendente per i fatti miei e non sto pesando a nessuno, se posso prendermela per non lavorare, almeno non nel mondo del servizio, ti devo Sei dire, stanca? almeno non nel mondo del servizio, perché è stancante, perché è stancante, però allo stesso tempo mi gasa un botto, quindi per quello, visto che non voglio rimanere nemmeno un giorno disoccupata, più di un mese, dal 31esimo giorno non ci arrivo. Se non trovo nulla, e spero di mantenere molto ferrea questa mentalità, prendo e vado là, tanto prendono tutti. A questa promessa. Esatto. Quindi materialmente ti metti a cercare lavoro in quel settore attraverso invio di curriculum, sì, contatti, candidature spontanee. tutto quello che capita in quel settore lì. Esatto, fortunatamente, proprio perché avevo già mandato queste candidature per il tirocinio, sì, per quando volevo fare il tirocinio, ho già qualche contatto, perché questi cristiani poverini mi avevano detto di no solo e soltanto perché dovevano fare un sacco di bordelli burocratici per la questione Erasmus. Ah, ok. Che se no loro a fare uno stage mi avrebbero preso, però essendoci questa roba di contratti, Unione Europea,
là hanno preferito mettersi da parte e quindi sono finite in Spagna in un normalissimo giornale. Quindi vuoi ripuntare a Berlino? Non sarebbe male ripuntare a Berlino, cioè se posso scegliere andrei più in posti caldi, quello sicuramente, però Berlino mi aveva proprio colpito il cuore con una freccia lunghissima, quindi non mi dispiacerebbe tornare là. Ok. Non mi dispiacerebbe proprio, anche perché poi ho un sacco di amici a Berlino, amici proprio famiglia. Quindi vabbè, mi sembra che abbia un po' di possibilità, è un ventaglio interessante, perché non hai detto prima una cosa che spazi da un argomento all'altro, da un ambito all'altro, e questo ti dà un vantaggio rispetto ad altri, rispetto a una situazione che non è molto allegra, no? Dal punto di vista lavorativo un po' preoccupante. Poi mi hai detto delle cose che mi fanno pensare ad altre domande che ti voglio fare. Una, hai parlato dei giovani. Mi hai detto ho molta fiducia nei giovani. Questa frase mi ha risuonato. E siccome in questo podcast, come chiamiamolo come vogliamo. Cast. Cat? No, cast e basta. Ah, cast. Okay. E questo cast ho trovato che all'inizio ho interloquito con degli ospiti in maniera molto critica e dura, forse troppo dura, sull'argomento giovani, sull'argomento giovani lavoro, no? L'atteggiamento, l'attitudine, la volontà, la disponibilità, tutti gli aspetti legati a questo, e sono stato cazziato da una persona che conosci, che mi ha detto ma sei troppo duro, non conosci il mondo, devi parlare con più ragazzi perché non è come la pensi tu. E quindi la domanda è: cosa ne pensi? Anche se non hai, forse, magari ce l'hai, consapevolezza di come era prima di quando sei venuta al mondo, ovvero il ventenne oggi rispetto al ventenne del mio periodo o del periodo successivo. Noi abbiamo almeno 3 generazioni in mezzo, almeno 2 sicuramente, ma anche 3. Quindi la mia critica è rispetto al fatto che mi sembra ci sia poca voglia al sacrificio, poca voglia all'imparare, poca voglia, diciamo, a tanti aspetti che io reputo invece fondamentali per imparare qualcosa e per prepararti a un mondo del lavoro che non è facile. Quindi la domanda è questa: cosa ne pensi? Allora, argomento spinoso, Argomento spinoso, e ho tantissime opinioni al riguardo, togliendo poi la mia esperienza, perché io tipo, da quando di lavoro pesante, mi hai detto, no? È faticoso il servizio. Quindi... Sì, no, ma io da quando ho 21 anni che lavoro ne ho fatti tantissimi, sono stata anche insegnante tra l'altro per un campo estivo, per dei bambini, quindi anche bello. Per esperienza l'ho provato, insomma, quindi togliendo fuori la mia esperienza che è questa, secondo me c'è un problema di fondo generazionale che secondo me non in tanti valutano, nel senso che per la mia generazione e per tutte quelle a venire, tra l'altro, c'è stato inculcato da quando eravamo veramente piccini, mi raccomando, studia, vai all'università, non finire mai a fare l'operaio in fabbrica, a spaccarti la schiena, eccetera, eccetera. Cioè, pensa a studiare e a fare soldi, ok? A studiare e fare soldi? Sì, a studiare e trovarti un lavoro da ricchi per fare soldi. Questa secondo me è proprio la retorica che è stata inculcata a intere generazioni, forse anche a quelle prima della mia. La mia è uguale, non pensare. Mio padre mi diceva studia e laureati e non rompere le scatole, non fare altro. Dai miei genitori, per esempio, cioè, parlo per esperienza, non è stato così. Tu stai dicendo in generale? Sì, io parlo, sì, Okay. cioè, un po' per esperienza mia, un po' per quello che vedo attorno a me. Quindi secondo me poi è stata un po' una conseguenza naturale, no? Che tutti i ragazzi della mia generazione
siano poi effettivamente andati all'università a studiare tantissimissimi anni, facendosi veramente un mazzo tra i libri, eccetera, eccetera, ecco, poi doversi trovare ad accettare, perché questo è quello che c'è, il lavoro in nero pagato male, precario, eccetera, eccetera, crea molto scontentezza, ed è per questo che secondo me oggi molti giovani si ritrovano a dire no, però io questo non lo voglio accettare, cioè ho studiato 10 anni della mia vita, ho pure un dottorato, non posso accettare questa cosa, non posso accettare questo stipendio, pure senza contratto. Quindi secondo me è questo che si è creato, ed effettivamente penso io, nella mia generazione ci sono molti più laureati di quanti non ci siano invece tra operaio, lavoratori più tecnici, più manuali, cioè manca un'intera tipo, tra virgolette, classe operaia nella mia generazione, proprio perché siamo stati spinti così tanto a studiare, ed è ovvio che poi quando ti fai un mazzo così grande non vuoi andare a fare un lavoro manuale, proprio perché uno, ti è stato detto che fa schifo fare un lavoro manuale, cioè non andare a spaccarti la schiena, studia per non finire a fare questo, quindi ti è stato detto che fa schifo, e due, perché è anche una mancanza di rispetto a tutto l'impegno e lo studio che ci hai messo. Poi io ti posso dire anche, nella mia esperienza di studio non penso di aver mai incontrato uno studente che abbia studiato e basta. Soprattutto quando ero a Roma, ma già a Cagliari, perché poi all'Università di Cagliari quasi, cioè non quasi tutti, però tantissimi ragazzi vengono dal resto della Sardegna, e quindi essendo comunque fuori sede, insomma, devono trovare un modo per far quadrare i conti. Però le spese a Cagliari sono molto più basse. Uno forse volendo, con una borsa di studio e qualche lavoricchietto ce la può fare. A Roma sono insostenibili, devi per forza studiare e lavorare assieme. Però poi il paradosso arriva, nel senso che tu hai il contratto in nero, perché ti assumono in nero a fare la cameriera, a fare la barista, e non puoi chiedere la carriera combinata, non puoi chiedere la carriera part-time, scusa, per la laurea, che è ciò che ti consente di avere accesso a più appelli d'esame, perché lavori e non hai il tempo di dare gli esami soltanto a giugno e luglio, ti consente di non pagare le tasse se vai fuori corso. Dei vantaggi. Hai dei vantaggi in più, però non li puoi avere perché non hai il contratto e quindi non lo puoi dimostrare. E quindi che fai? Cioè o torni a casa e non studi, oppure ti sbatti e fai entrambi. Ed è veramente rarissimo, ripeto, conoscere persone a Roma che abbiano famiglie in grado di pagare affitti indecenti, spese altrettanto indecenti, così che il figlio possa studiare e basta. Per me è anche una questione di orgoglio personale. Io devo essere indipendente e non voglio mai pesare su nessuno, quindi non l'avrei permesso a prescindere. Però, cioè, sì, è quasi impossibile. Quindi comunque quello che vedo... quello è stato, ha generato questa situazione dove molto studio, meno disponibilità o meno anche mentalità disponibile a lavorare da subito. Ma io ti parlo proprio anche della percezione del lavoro, cioè tu mi stai dicendo, come se mi stai dicendo che la vostra generazione, un po' come le nostre, ma molto di più le vostre, non hanno preso in considerazione gli altri tipi di lavori, solo lavori derivanti da una laurea, da un percorso di studio. Sì, cioè io lo vedo molto questo sbalzo generazionale, cioè in una sorta di piramide demografica, se andassimo a vedere tipo la classe operaia nel corso delle generazioni, sarebbe tipo oddio, come sarebbe? Tipo una sorta di piramide al contrario, quindi sempre meno, più le generazioni sono giovani, esatto. Cioè io personalmente in Italia vedo tantissimo questa cosa, proprio per una mentalità che c'è stata inculcata tantissimo, anche perché poi siamo parte di una generazione in cui lo studio è stato venduto come accessibile e per tutti, non è vero,
anche questo, cioè chi non si può permettere di studiare non può studiare, tornando per esempio al discorso di Roma. Comunque studiare è costoso. È costoso, non è accessibile a il diritto allo studio esiste fino a pagina 2, esiste molto fino a pagina 2. E quindi nulla, secondo me sì, lo vedo tantissimo questo scatto generazionale, e quindi forse anche per questo, una volta laureati, perché appunto studenti invece che fanno lavori di questo tipo a bizzeffe, una volta laureati sono un po' saturi, no? Sono un po'? Saturi. Sì. Saturi, cioè basta, io il mio l'ho dato, i lavori faticosi li ho fatti, sottopagati in nero, eccetera, eccetera. Adesso ho una laurea, mi prenderò un lavoro in grazia di Dio. Ecco, quindi sì, secondo me sì, motivo poi per cui tantissimi scelgono di andarsene. Ok, però questa è una realtà, ti spacco, te la spacchetto tutta. E Sì. cioè, in una società come la nostra, certo è cambiata rispetto a prima, abbiamo la tendenza a pensare che molti lavori verranno sostituiti da macchine, un periodo si parlava di questo, adesso si parla di robot, oppure si parla di AI, di intelligenza artificiale, ma ti accorgi tu, 26enne, della mancanza di un sacco di professionalità? Idraulico, elettricista, meccanico, agricoltore, falegname, fabbro. Sì. Dove sono? A parte che tra l'altro pure questi ormai sono diventati lavori altamente specializzati, E cioè altamente anche chi fa pagati. l'agricoltore oggi ha una laurea magari in chimica o simili, perché c'è bisogno di sapere, cioè sfruttano molte delle informazioni acquisite per tecnologie, per sfruttare terreni, cioè ce ne sono veramente di qualsiasi, quindi ormai Però un poco oggi passaggio generazionale. servirebbe una laurea per tutto, capito? Esatto, però c'è un passaggio generazionale che sta andando un po' lento, cioè il figlio dell'agricoltore non lo vuole più fare. No, secondo me no. Ma ripeto, perché non c'è stata venduta molto bene. E a 26 anni, poi una volta che c'hai 2 lauree, secondo me succede, però secondo me è un po' raro che poi uno pensi, ma sai che mio nonno aveva la campagna Pizze Branum, la riprendo e ci faccio un vigneto e vendo vino. Cioè, soprattutto poi per cosa comporta, è già evoluta, capito? Questa cosa. Cioè, con tutto ciò che c'è un comporta, discorso imprenditoriale, sì, esatto, mamma mia, ci sono esatto. un sacco di sfaccettature, però dico, tu conosci ragazzi che fanno lavori manuali? Guarda, onestamente, cioè nella mia cerchia ristretta di amici, No, anche no. ampia. Anche Più ampia, Ti sì. risulta qualcuno? Sì, ma dipende tipo da cosa si può intendere, cioè se mi dici uno che lavora in fabbrica, no, non penso di certo, conoscere. Avevo forse un vicino di casa che lavorava alla Saras, ma ci ha lavorato tipo per 2 anni, perché poi è andato via, cioè per non finire di fabbrica male. è parecchio difficile. Ho alcuni amici di amici che invece sono tipo, come posso dire, che guidano pullman, corriere, hanno le patenti per fare queste cose. Stranamente, cioè non me l'aspettavo tantissimo dalla mia generazione, per questo dico stranamente, tantissimi dei miei coetanei sono finiti in qualche, cioè di quelli che conosco ovviamente, in qualche tipo di arma, cioè o nei carabinieri o nella polizia o nella guardia di finanza, eccetera eccetera. Cioè rispetto alla mia generazione non mi aspettavo un così alto numero, che poi sono tipo 6 in totale, non mi aspettavo un così alto numero di persone Io per esempio non ho manco un amico compagno che è andato nell'arma, per dire. Sì, tra questo sto considerando ovviamente tipo partire dalle elementari, che gente che ancora seguo tipo su Instagram e li vedo. Per voi è più facile, vedi,
quando... Frugare. No, frugare, sì, scrucugliare nella vita degli altri. Noi non perdevamo di vista una persona, ciao, proprio persa di vista per tutta la vita, non la Sì, vedevi sì. più. Ora con i social potete recuperare. Sì. E tra l'altro ti devo dire che pure per chi è entrato nell'Arma c'è comunque chi ha una laurea, cioè chi è entrato ok. con un grado più alto perché ha una laurea, quindi comunque cioè, anche là diventa un discorso complicato perché sì, è un lavoro che potenzialmente potrebbe non richiedere una laurea, ma c'è chi invece è entrato con un grado più alto perché se l'è Perché presa c'è, lo stesso, cioè lo stesso. L'altra domanda Sì. è legata all'AI, perché l'ho detta così, l'ho buttata all'intelligenza artificiale, però nel tuo caso potrebbe essere, ci azzecchiamo in qualche maniera, no? Perché penso che tu scriva, legga, allora quanto può essere importante conoscerla? Tu la conosci? Sì, La usi? sì. Come la trovi? Allora, Ti per fa paura me, o è una paura o un'opportunità? a me fanno sempre paura gli umani, mai le tecnologie. Bella risposta, A me fanno sempre paura le persone, gli esseri umani, cioè un mezzo è solo un mezzo. Non ci credo io in queste cose molto fantascientifiche, no? Che poi l'AI prenderà il sopravvento, ci ucciderà tutti, cioè, queste cose ci credo un po' poco. Per me l'intelligenza artificiale è un'ottima calcolatrice, Sì. un'ottima calcolatrice e non ti nego che io scrivendo la usavo per aiutarmi per esempio a cercare le fonti più velocemente, cioè nel senso se il mio responsabile mi dava uno spunto sul calcio, che io non ho mai visto mezza partita di calcio in vita mia e non so cosa devo cercare, non so nemmeno dove andare a parare, Ti aiuta. chiedere alle AI dove posso trovare le fonti che mi servono per questo argomento ti aiuta tantissimo perché ti dà tutti i link che ti servono per informarti. Poi tu con i tuoi occhietti vai, te li leggi, capisci cosa devi capire e scrivi quello che devi scrivere. Pensare a un giornalista, a uno scrittore, a un chiunque che lo usa proprio per sostituire il proprio lavoro, quello è quello che mi fa paura e lo vedo succedere tantissimo. Ma lo riconosci anche? È super riconoscibile. Tra l'altro lo vedo tantissimo per il tipo spot pubblicitari, è una delle cose in cui lo vedo di più perché ovviamente nelle immagini, no, è dove l'intelligenza artificiale è più riconoscibile per il momento. E si vede tantissimo. Io se penso a tutti, che ne so, i designer, chi si occupa di grafica, eccetera, eccetera, che magari veramente non stanno lavorando perché c'è l'intelligenza artificiale che ha fatto il cartellone pubblicitario per un colosso, tra l'altro, cioè fosse un baretto piccolino, un business minuscolo che non ha un soldo da spendere in un grafico, non lo giustifico, però ancora posso empatizzare, però colossi. Sì, è vero. Quello mi fa veramente tristezza. Quindi sì, per me... Vabbè, però c'è anche il discorso che l'AI è arrivato a un livello, purtroppo per fortuna, un livello sempre più alto, che piano piano la riconoscerai sempre meno, perché poi arriva il paradosso che la devono umanizzare. Quindi automaticamente tutto ciò che è grafica sempre più sofisticata la devono abbassare di livello e renderla più umana. E quindi magari si torna indietro, si fa qualcosa di meno di livello. Tu non la riconosci più che è fatta dall'AI, però alla fine è fatta dall'AI, da un essere umano è uguale. Cioè questo è un po' il paradosso che andremo incontro. Un po' come quando mi ricordo all'inizio un ragazzino alle elementari aveva chiesto di fare un tema e gli aveva chiesto all'AI scrivilo come un ragazzino di 12 anni, cioè con gli errori che farebbe un ragazzino di 12 anni. Sì. Quello è meraviglioso. E veramente gli puoi comandare qualsiasi cosa all'intelligenza artificiale ed è per questo che cioè io voglio sperare, ma lo dico veramente con un grandissimo sospiro, nel criterio umano, no? Nella fiducia, cioè nel buon senso umano di usarlo per ciò per cui può servire
veramente, per cui davvero può essere necessaria, e invece lasciar perdere quando non lo è, capito? Cioè, anche per tutti i costi ambientali che l'intelligenza artificiale ha. E tra l'altro te lo dice una persona che è tipo ipocondriaca da paura. Davvero? Io rischio di chiamare il 118 ogni giorno e l'unica cosa che calma la mia ansia è poter scrivere a ChatGPT sto morendo e descrivergli i miei sintomi perché ho una spina nel dito, ok? Quindi sì, te lo giuro, sono ansiosissima da questo mamma punto di mia. vista. Quindi nel senso, pur essendo io una persona che lo usa magari pure in maniera impropria, comunque ti dico, è importantissimo non andare a sfruttarla, cavoli, per una cosa tipo i disegni, No, la pittura, la scrittura, le arti, cioè tutto ciò che va effettivamente a ledere i lavori, ma pure anche per chi si occupa invece di ingegneria informatica, cose, cioè nel senso non sono soltanto le arti che sono incluse in questo problema. Vedi, no, questo mi fa venire in mente, mi sto dando una risposta a me stesso, no? Mm-hmm. O meglio, rispetto al fatto che io parlo sempre di questa mancanza di manualità nei ragazzi, perché Mm-hmm. sono cresciuto, mi facevo io i miei giochi, Mm-hmm. smontavo i giochi, Mm-hmm. mi riparavo il motorino, mi costruivo le cose in elettronica, mi facevo i mobiletti, mi saldavo il ferro, cioè tutte queste cose sono sparite, stanno sparendo, ma in una situazione del genere diventeranno preziosissime tutto ciò che è fatto a mano. Sì. Quindi hai parlato di arte, hai parlato di disegno, di pittura, queste cose l'AI o comunque le macchine possono arrivarci sino a un certo punto, perché poi Sì. verrà valutato bene, verrà valutato di valore, sarà di valore qualcosa fatto a mano. Sì, cioè secondo me paradossalmente può essere un aiuto, nel senso che vuoi o non vuoi, pure se gli dici di sbagliare, pure se gli dici di renderlo umano, un prodotto non sarà mai veramente umano se lo fa una macchina, che può essere questa strada un non l'ha robot. fatta l'AI. Questa Cioè, tutte no. le strade rotte. Sì, no, lascia Tutte. perdere, È lascia uno schifo perdere. pazzesco. Sono disperati i Salargini, per favore fate qualcosa per via Roma. Siamo a Serardus. Io non riuscivo a registrare il tuo incipit perché c'erano tutte le strade rotte, ma per 3 chilometri. No, lo so, siamo tutte disperati. sfasciate. Non fa andare avanti così. Qui No. una stampante 3D non la puoi mettere No, per assolutamente rifare no. l'asfalto. Però sì, è proprio questo, il fattore umano, tu non lo puoi rendere. Da poco ho visto questo esperimento sociale, è stato messo un dipinto di Van Gogh che nessuno ha riconosciuto perché è uno dei meno conosciuti. Questo l'ha fatto l'AI e tutti ad andare contro, con interi saggi addirittura accademici. Ah, questo si riconosce che l'ha fatto l'intelligenza artificiale, questo sì che si vede qua, si vede là. E invece nessuno sapeva che era di Van Gogh Ma e che questo dai. esperimento era stato fatto apposta proprio per vedere Il livello. dove, capito, un bias cognitivo può portare in un accanimento contro una tecnologia, contro una cosa. Quindi nulla, secondo me il fattore umano rimarrà, spero, mi auguro, riconoscibilissimo sempre. Spero ripeto, nel buon senso delle persone, nel riconoscerlo, nell'utilizzare bene quella che è una calcolatrice e basta, quello che dovrebbe essere una calcolatrice basta. Mi auguro appunto che non si arrivi mai davvero a un mondo dove l'intelligenza artificiale possa sostituire l'arte. Ma guarda, finché ci sono persone come te, che hanno una proprietà di linguaggio come la tua, che parlano come parli tu, Grazie. meraviglia, te lo Grazie. giuro, perché adesso ci riascolteremo questa puntata, io me la riascolto sempre, ma hai usato un sacco di parole, un sacco hai messo insieme delle frasi, ma così semplici, lineari, pulite, anche di significato e anche di spessore. Adesso hai tirato fuori bias cognitivi, cioè non è una cosa normale, sentire da una ragazza di 26 anni bias cognitivi, no, non è normale. No, non lo so fin quanto è normale, però Non sono sei contenta. normale. No, non penso. Allora, Non penso. siamo arrivati alla fine, abbiamo Ok. fatto quasi un'ora.
Io arrivo sempre alla fine e dico e faccio una domanda, siccome questo progetto si chiama A come, puntini puntini, perché la domanda è una parola che ti viene in mente adesso, oggi, in questo istante, che inizi per la A, e quindi A come? A come armonia. Aia. Già stata usata? Guarda, c'è Mannaggia. l'elenco. C'è l'elenco. Ok. Armonia già usata? Riprova. Allora, aspetta, fammi pensare. Armonia? Sì, già usata. A come? A come? Aspetta, se non ci arrivi, perché armonia? Spiegami armonia. Armonia mi è venuta in mente perché spero appunto in un mondo leggermente più armonioso, dove c'è più equilibrio tra le cose, equilibrio di pensieri, di atteggiamenti, più armonioso in generale. Però se ne devo pensare un'altra, o dico tipo A come Australia, visto che l'abbiamo menzionata. Bello. Sperando che possa essere un Ma augurio. l'Australia perché? Solo per i minatori? Mi attira. Ti attira a prescindere? A parte che è facile andarci, soprattutto perché adesso hanno fatto gli accordi bilaterali con l'Europa, Cioè, quindi... facili, 14 ore di aereo. E vabbè, ma poi dormi. È come sei tu, che non sei un po' ipocondriaco, non ti dà fastidio? L'aereo mi fa impazzire perché da quando ho 10 anni che salgo in aereo con papà, che papà pilota piccoli aerei da turismo, Davvero, tuo papà è leggeri, sì. Non lo sapevo questo. Quindi ci salgo da quando sono piccola. Mi porta un giorno. penso proprio di sì, cioè Signor secondo Sicilia, me, la posso chiamare così? sì, secondo me Ho paura, sì, però lo devo fare prima di morire. Davvero hai paura? Mi viene un po' di ansia, ma non ho paura. No. Ok. Se la persona è tranquilla, non è Vabbè, mia matta. madre è salita in aereo solo con mio padre, lei non ha mai preso un volo di linea. Tutte le vacanze mamma. fatte in vita nostra solo e In soltanto nave, in nave. macchina. In nave e in macchina. Aiuto. Esatto, mamma con mia. mio padre che odia la nave, tra l'altro. Ovviamente. Cosa non si fa per amore, no? Questo è altro. E quindi mamma è salita Piuttosto, in aereo. amore? Ah? Amore, come sei messa? Amo tantissimo me stessa, Ed è una bellissima cosa. meno male, Meno male. perché comunque non Questo si passa... tuo amore per te stessa ti lascia sola in questo periodo. Beh, non lo so, guarda, cioè, No, vabbè. sono una persona di natura io molto Hai avuto solitaria. fidanzati nella tua vita? Purtroppo sì. no, purtroppo ho avuto soltanto cose molto passeggere, non sicuramente, cioè non meritano di essere chiamati fidanzati, così. Storie, hai avuto storie. Storie, chiamiamole queste così. storie non sono andate a buon fine, cioè non si sono allungate per motivo da parte, cioè per volontà tua, volontà dell'altro, per Di caso? solito era per volontà mia. Ah, Perché ok. sono una persona molto complicata. Sei complicata. Sì, cioè, poi sono forse troppo analitica per certi versi, quindi secondo me mi rendo molto, cioè troppo velocemente conto di cose che magari non vanno. Non vanno bene. E magari non riesco nemmeno tipo a godermi quegli istanti dove le acque sono ancora tranquille perché vedo già dove sta andando. Sciusci e tutto quindi- prima. Sciusciare Esatto. vuol dire rovinare, smontare. Vedo già dove sta andando a parare. Ok. E, a me poi non piacciono le perdite di tempo. Sono una persona, ripeto, per natura molto solitaria. Quindi, insomma, Stai bene da sola? mi piace passare il tempo. Detto da sola sembra brutto, però proprio andare in esplorazione in solitaria, ok? Come se fossi su un aereo per i cavoli miei, capito? Cioè, questo è quello che mi piace, capito? Invece la condivisione Mi piace tanto anche quella. con amiche magari, più che con fidanzati. Ma sai cosa? Secondo me non ho ancora trovato una persona, se esiste, perché sono complicata, che sia 100% tipo compatibile. Deve essere 100%. Sai cosa? Io non penso che sia una cosa ingiusta cambiare per gli altri. Io cambiare per gli altri è una persona cambiare per me, cioè perché dovrei fargli un torto del genere, capito? Non voglio che nessuno cambi per me. Quindi
spero un giorno, se dovesse capitare, capito, di trovare una persona con cui effettivamente c'è una base di compatibilità, poi si cresce insieme, perché si diventa sempre persone diverse, quindi il bello è crescere insieme, no? Però se non c'è una base di compatibilità è complicato dall'inizio, capito? Quindi non lo so, chissà dov'è. In Australia? Magari in Australia. Quindi lasciamo Australia? Quindi lasciamo Australia, come chissà se ci come andrò mai Australia. veramente. No, ci andrai sicuramente. Speriamo. Grazie. No, ringrazio io te, è stata una bellissima chiacchierata. Ti è piaciuta? Sì, io poi sono logorroica di natura. No, tu parli, non sei logorroica, tu parli molto bene, l'ho già detto prima e lo ribadisco, vorrei più persone che parlassero bene come parli tu. Grazie, sono contenta che mi abbia invitato, davvero. Grazie a te. È stato veramente bellissimo. Saluta. Ciao a tutti. Ciao ciao.